Tante volte mi hanno sparato addosso, però quando sei giovane pensi di essere il padrone del mondo e poi invece alla fine, ecco. Io ho delle responsabilità gravissime e ritengo che il pentimento è una cosa interiore dentro di te ed è giusto che io abbia pagato per quello che ho fatto. Posso dire oggi benissimo che non farò più del male, questo sono certo. Ma vorrei essere di monito anche proprio i più giovani. Giampaolo Manca, 62 anni, 34 trascorsi dietro le sbarre, condannato per una serie di reati tra i quali un triplice omicidio in concorso compiuto nel 1990. Era un esponente di spicco della famigerata Mala del Brenta di Felice Maniero, la più potente organizzazione criminale del nord-est, attiva dalla fine degli anni 70, specializzata in traffico di droghe, di armi, rapine, sequestri di persona, usura, racket delle estorsioni e del gioco d'azzardo. 20 le uccisioni attribuite al gruppo, soprattutto regolamenti di conti. Manca, uno dei leader della cosiddetta batteria dei veneziani, fu arrestato nel 1992 dopo un periodo di latitanza. Oggi è ospite del centro di accoglienza per detenuti della Papa Giovanni XXIII a Montecolombo. La mia giornata qui in questo posto, mi consenta di dirlo, meraviglioso. Io lavoro con i miei compagni al laboratorio, dove assembliamo dei pezzi per delle aziende esterne e lavoriamo dalle 8:30 di mattina fino alle 12:30, poi facciamo la preghiera all'1:30, poi iniziamo alle 2:15 fino alle 4:30, al che poi abbiamo qualche ora per noi e la giornata, diciamo, è caratterizzata con l'incontro di cui volontari, perché ognuno di noi ha un volontario e insomma la giornata è sempre piena, sempre piena. Non è come in carcere che lì vegeti, non fai nulla, mangi e dormi, vai all'aria e basta. Io sono nato a Venezia, mio padre era un finanziere e mia madre una casalinga normale. Avevamo un albergo a Venezia, quindi, Quindi una famiglia benestante. sì, tutto sommato, sì, certo. Avevo un fratello che è deceduto purtroppo, proprietario di una fabbrica a Murano, e quindi la mia famiglia, diciamo, ecco, come lei ha detto, stavamo bene finanziariamente, ecco. Perché è iniziato a delinquere? Come è iniziato il suo percorso criminale? Guardi, se vogliamo proprio dirla, è anche una cosa che mi fa male ricordare. Mio padre è stata una persona molto severa, per non dire severissima. Io non so, ho un fratello gemello e nostro padre credeva che le botte potevano insegnarci ad essere dei bravi bambini. Perché questo? Perché suo padre, mio padre è sardo oltretutto, e quindi parliamo degli anni 40-50, c'era un certo tipo di educazione verso i figli. Mio padre più di qualche volta ha preso le botte da suo padre, mio nonno Giovanni, e lui pensava di tramandare questo modo di educazione ai propri figli, quando invece io ritengo che il tutto nasce da questo, nasce dalla violenza subita e poi questa violenza ti rimane dentro e poi cosa succede? Che la fai agli altri. Il mio primo reato avevo 13 anni e mezzo, penso. Rubammo il motoscafo di Onassis. Dunque, mi ricordo quegli anni là ci fu
una grande festa in maschera, dove c'era, mi ricordo, arrivò Richard Burton, Liz Taylor, Onassis, come le dicevo, Alain Delon, insomma tutto Hollywood. E proprio l'albergo di mia mamma e di mio papà era adiacente al palazzo dove si tenne questa famosa festa meravigliosa che ancora oggi ne parlano. E io e mio fratello così una notte decidemmo ma dai, facciamo sta cosa, andiamo a rubare la barca di Onassis. Mio fratello mi disse, ma tu sei pazzo, ma dai che poi dopo facciamo clamore a Venezia. E così avvenne, rubammo un Riva, mi ricordo, era in pratica era proprio la pilotina del famoso yacht Cristina, famosissimo, dove lì passarono anche le nozze con la moglie di John Kennedy, se non mi sbaglio, non so se lei si ricorda. E insomma abbiamo rubato questo motoscafo e mi ricordo che mio padre non ci trovava a letto e non so come, con i suoi colleghi della finanza, ci venne in cerca perché sapeva che eravamo partiti per le barche, no? E ci trovarono, e non le dico le botte che ho preso. Era più che altro non quanto perché per vendere o per avere dei soldi per quel gesto, ma era così il nostro modo di ribellione nei confronti anche di papà, sicuramente. La vera e propria carriera criminale inizia nel 1970. Giampaolo Manca si aggrega ad una batteria di giovanissimi specializzata in furti in residenze nobiliari. Allora un ricco inglese commissiona un colpo clamoroso, il furto di una Madonna del Bellini nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Fu Manca, che si era nascosto nella chiesa, ad aprire la porta ai complici nottetempo. Venne asportata non solo la tavola del Bellini, ma anche altre opere d'arte. Giampaolo venne arrestato, ma non fece i nomi degli altri membri della batteria. Tutto ciò gli fece acquistare grande prestigio e rispetto negli ambienti della malavita. Fu in quegli anni che venne notato dal futuro boss Felice Maniero, detto Faccia d'Angelo. Sto benissimo, saluto mia mamma, ciao! Dunque io Felice l'ho conosciuto nel 72, perché noi di Venezia andavamo a ballare nella Riviera del Brenta, dove c'erano delle discoteche di allora, e quindi Felice emergeva un po' su tutti, nel senso che, non lo so, aveva quell'alone di persona intelligente, educato, a modo, nonostante i suoi compagni erano piuttosto ruspanti, perché lì parliamo delle campagne. Felice è di Campolongo Maggiore, quindi parliamo della campagna. Noi veneziani eravamo un po' quelli un po' con la puzza sotto il naso, Venezia i gran signori, eccetera, eccetera. E invece Felice emergeva appunto per questi modi gentili che aveva. E quindi l'amicizia inizia così, e poi sapendo chi ero ci mettiamo d'accordo, sai, ci sarebbe da fare quelle cose, quando io dico cosa, quel tipo di reato, quelle cose, e quindi da cosa nasce cosa, ecco. Prima parte del presupposto che così, cioè tu non vai a casa di un povero, anzi io sono un po' sentimentale, un Robin Hood credo, tu vai a casa del povero, gli metti i 300.000 lire, non vai a rubare a casa del povero. Purtroppo oggi le cose sono cambiate, non che noi eravamo i bravi, per l'amor di Dio, però sì, è vero, noi più ricchi erano e peggio era per loro. E noi puntavamo appunto a degli obiettivi importanti, perché sapevamo che dove andavamo c'era la ricchezza, quindi molti scrupoli non ce li facevamo. Togli a un ricco, insomma, porti via 2 miliardi, 3 miliardi, ne ha 200, dov'è il problema? Sia a parte la mia storia che della mia famiglia, però tutti gli altri nostri compagni venivano da famiglie povere, disadattate, c'era anche la povertà tra molti miei amici, e quindi delle volte dovevi rubare per mangiare, sembra un'assurdità, però è così. Certo, poi naturalmente le cose cambiano, però io mi ricordo di miei amici che andavano a rubare per mangiare, perché parliamo degli anni 50, 60, quindi non è che c'è stato il boom italiano economico, però mica tutti stavano bene.
Diciamo che, almeno per come l'ho vissuta io, per come conosco la storia, quando anche se più sentenze hanno detto, l'hanno chiamata mafia del Brenta, io ritengo che non sia corretto dire questo, perché la mafia è un'altra cosa. Noi certamente, sì è vero, eravamo dei gruppi di rapinatori, alla fine, perché quello eravamo. E quindi io ancora oggi dico, è stata una stortura quella sentenza. Io non voglio mettere, cioè i magistrati hanno ritenuto questo, però la mafia opera in un altro modo, quindi noi attentati, certi tipi di reati, non ci sentiamo, ci sentivamo dei ladri, dei rapinatori, come l'ho detto, però mafiosi no, assolutamente, quindi delle batterie di persone tra virgolette capaci in quel settore e quindi che aveva più qualità o capacità emergevano e c'è stata questa alleanza, ecco, è solo per i soldi, per fare la bella vita, per avere tutto velocemente. Il tragico spartiacque nella carriera delinquenziale di Manca ha una data, 10 marzo 1990. Quella sera Felice Maniero, Giampaolo Manca ed altri complici uccidono a colpi di arma da fuoco e badilate i fratelli Maurizio e Massimo Rizzi e il loro cugino. Dunque, parlare di questo è molto difficile, perché quando fai una cosa del genere penso che sei dannato per tutta la vita. E quindi io ancora oggi, nonostante siano passati 26 anni, è un ricordo indelebile dentro il mio animo che mi fa male, molto male. Però a quei tempi era una sorta di vita mia o vita tua. E quindi quella legge maledetta della malavita, ed è caduto quella tragedia, perché oggi io ritengo che sia stata una tragedia per tutti, per loro che non ci sono più, per le loro famiglie, ma anche per chi ha compiuto questo atto così gravissimo. E quindi è una cosa che rimarrà per sempre. In primo grado ho preso l'ergastolo, e poi in appello mi sono assunto le mie responsabilità, raccontando la verità e la non verità di Maniero Felice. In che senso la non verità? Che lui ha coinvolto delle persone che assolutamente quella notte non c'erano. E purtroppo devo dire che la giustizia italiana, e non è la prima volta, fa degli errori che poi non possono più essere rimediati, perché c'è ancora della gente in carcere con l'ergastolo e Dio sa che io sto dicendo la verità in questo momento. Nonostante ciò hanno confermato le pene all'ergastolo questi miei due amici, che ora hanno più di 70 anni, di cui uno di questi ha un tumore. Quantomeno essere leali, invece Maniero Felice non l'è stato, perché lui ha mercificato la sua verità. Purtroppo i magistrati di allora gli è andata bene così. Io non sto accusando nessuno, però tante volte mi chiedo perché sono le confessioni di Felice, allora le crediamo in toto o non le crediamo? Quando dice sì, io ho importato 12.000 kg di eroina, allora io mi chiedo, no? Questi 12.000 kg di eroina li hai venduti? Hai incassato? E tutti i soldi dove sono? La magistratura non gli ha mai fatto la domanda, signor Maniero, ma i soldi ce li vuole restituire? Maniero sappiamo benissimo cosa ha fatto, ha restituito 3-4 miliardi, ha pagato le parti civili, non dimentichiamoci che ha ucciso 11 persone. Io credo che tradire, a prescindere da dove uno può vivere, la parola tradimento, la storia ci insegna, Giuda, quindi non è proprio nelle mie corde, perché credo che se io sono responsabile di qualcosa
io pago le conseguenze, ma non voglio mercificare le mie azioni, come che purtroppo spesso è avvenuto. Tu non puoi tradire chi con te ha rischiato la vita, ha pianto con te, ha mangiato con te, ha sorriso con te. E questa cosa so che per i ben pensanti è negativo, però non ce la farei mai. Dopo l'omicidio dei fratelli Rizzi, Giampaolo Manca resta a piede libero altri 2 anni. Durante un suo periodo di latitanza in Uruguay, la banda di Maniero compie una rapina al vagone postale del treno Venezia-Milano. I malviventi utilizzano il tritolo e rimane uccisa una studentessa di 22 anni. Fui incolpato, io mi ricordo, ero a Montevideo, mio fratello in qualche modo mi fa sapere che la mia madre sta male, e rientro in Italia e vado a Venezia, mi ricordo febbraio, c'era il Carnevale di Venezia, allora per non essere riconosciuto dalle forze dell'ordine mi vesto con un vestito antico e mi metto una maschera e vado da mia mamma, al che poi faccio un passaggio a Milano e la mattina ricevo una telefonata dove mi dicono: guarda che sei in tutti i telegiornali d'Italia. Ma siete impazziti? Gli dico. No, guarda Canale 5, lì appunto dicono che io sono il responsabile di quella rapina al treno Milano-Venezia. Venezia-Milano. Certo, perché c'era un collaboratore. Lei non ha partecipato dunque? No, io assolutamente. Quindi vengo in Italia, ricercato per questo gravissimo reato, in più avevo circa 20 anni di carcere da scontare, il mio motivo che mi ha portato alla latitanza in Sud America. Sono scappato perché non volevo scontare i 20 anni di carcere. E lì insomma alla fine mi arrestano a Milano, i ROS di Venezia. Già lì la cosa è un po' anomala. Mi aspettavo che mi arrestassero i ROS di Milano e guarda caso mi arrestano i ROS di Venezia. E poi lì inizia diciamo il mio percorso. Ci sono stati momenti in carcere io volevo anche uccidermi, perché tutti quegli anni là, giorno per giorno, e dici ma è meglio morire, perché nelle carceri speciali non è un bel vivere. Non che sia un bel vivere anche nelle carceri comuni, però lì insomma il minimo errore ti costa la vita. A parte che io andavo d'accordo con tutti, mi volevano anche bene tutto sommato, quindi però come le dicevo, niente, è stata molto dura. Comprendo il male che ho fatto, però arrivi un momento che sei saturo, che sei carcerizzato e vuoi morire. Ho vissuto le stragi sulla mia pelle, le stragi di Palermo, di Via D'Amelio. Sono stato arrestato il 28 di marzo 92 e quindi dopo 2 mesi c'è stata la prima strage e poi a luglio quella di Borsellino. E lì veramente i momenti sono stati bui, duri. Ero diciamo quel periodo lì a Voghera, che c'era il fiore della storia della criminalità, lì c'era Balanzasca, Mario Tutti, Nino Marano, Nino Faro, i famosi killer delle carceri. Chi più ne ha più ne metta, Andraus, il killer anche lui. Sono stato condannato all'ergastolo, mia moglie, mi ricordo, dalla disperazione è stata più di un mese e mezzo all'ospedale, ha avuto un crollo psicologico, al che poi si è ristabilita ed è venuta al colloquio al carcere di Voghera, e lì ho ritenuto che la cosa più giusta, proprio per il grande amore che ci legava, di dire: amore mio, fatti una vita, è giusto che sia così, non voglio che anche tu paghi per le mie colpe. Al che mia moglie mi ha detto una parolaccia e mi ha detto: ma tu sei impazzito, mi ha detto, tu sei il padre di mio figlio e io ti seguirò per sempre. E quindi oggi mia moglie
ha 60 anni, siamo assieme dal 71 e che dire, un dono di Dio. Mio figlio è una persona stupenda, meravigliosa. Purtroppo anche lui ne ha risentito moltissimo. È un bravo ragazzo, però oggi capisco che era meglio. Meno vestiti firmati, ma più presenza di un padre a casa. Dopo 20 anni di carcere duro e ininterrotto, Giampaolo Manca ottiene la semilibertà, ma dura poco. Nel 2012 viene condannato a 7 anni e mezzo per peculato dopo un furto ad un furgone portavalori con la complicità di una guardia giurata. Per 12 volte chiede invano al Tribunale di Venezia i domiciliari, poi in appello una richiesta estrema. Arriva il giorno dell'appello, mi presento e chiedo al Presidente di fare una dichiarazione. E gli dico, signor Presidente, io capisco il mio passato, però visto e considerato che voi ritenete che non sono meritevole o quantomeno non mi si venga più concessa questa opportunità, faccia un'ordinanza, io lo chiedo espressamente di farmi fare una puntura finché io muoia, così la storia finisce qui, perché credo che 34 anni di carcere, certo, perché ribadisco sempre, io non voglio fare la vittima assolutamente, però 34 anni di carcere non sono pochi e in nome del popolo italiano sono stato condannato a 30 anni, quindi ne ho fatti 34, ne avrei fatti 4 di più. Lì per lì il procuratore generale disse, io credo che a Manca si debba dare ancora questa opportunità. La Costituzione parla chiaro, l'articolo 27, quinto comma, la detenzione deve essere la rieducazione del condannato, quindi non mi oppongo se Manca eventualmente venisse mandato in una comunità. Al che poi si sono riuniti in Camera di Consiglio e è un miracolo, perché io ritengo un miracolo. Sono usciti dicendo che se ancora c'era la disponibilità della comunità mi concedevano di venire qua. E questo io sono certo di quello che sto dicendo, perché non può essere una cosa per caso. È un miracolo, io dico, perché per 12 volte hanno detto di no. Io credo, e dico una cosa forte, però io credo molto in queste cose, per cose accadute tempo fa. E Dio li ha illuminati, gli ha detto, mi ha letto nell'animo, ha detto, perché non provare? Io sono qui con l'intento non solo di recuperare me stesso. Io credo che come uomo posso dire oggi benissimo che non farò più del male a nessuno, questo sono certo. Ma vorrei essere di monito anche proprio i più giovani, di questi ragazzi che sono qua, ci sono ragazzi da 20 anni. E io non c'è un momento della giornata che gli faccio capire che i valori della vita sono altri. Quando sento che parlano le belle macchine, i vestiti, le cose, no, io dico no ragazzi, non esiste, ho detto, perché fate la fine mia, ma non è quanto quello, perché i valori della vita sono altri. Allora io cerco, spero, di aiutare la comunità, di dare un messaggio ai più giovani che le strade sono altre. E naturalmente con l'aiuto di Dio, perché senza di Lui io li ritengo non vai da nessuna parte. Se oggi sono questo, in gran parte lo devo a Lui. La mia strada sarà molto difficile, tortuosa, perché quello che ho fatto è irrimediabile. Non chiedo il perdono dei familiari delle vittime perché sono certo che non me lo daranno mai. Però dentro di me chiedo che Dio mi dia la forza di superare anche questo momento difficile, interiore. Però sono certo che Dio mi ha già perdonato. Questo sono sicuro.